Semonzo De Grappa ha preso a calci un capriolo ferito fino a farlo morire. Protagonista un 17enne di Romano che alcuni weekend fa con un gruppo di amici ha visto l'animale con le zampe posteriori rotte fermo sulla strada tra Semonzo e Romano. Sul posto c'erano già due ragazze che volevano avvisare i soccorsi e l'ASL, ma il giovane ha pensato bene di finire l'animale colpendolo con violenza sul collo per poi fuggire con la sua compagnia. Le forze dell'ordine l'hanno rintracciato grazie alla targa. Il ragazzo sarà denunciato per maltrattamento di animale che prevede la reclusione da 3 a 18 mesi e una multa da 5 a 30.000 euro. Tiene. Il filmato lo incastra. Reiter immortalato dalle telecamere. Il comune di Tiene ha deciso di pubblicare le immagini del vandalo che il 29 aprile ha imbrattato i muri del centro coi suoi graffiti firmandosi Taco. Fondamentali le telecamere di sorveglianza posizionate in città. Nei fotogrammi si vede il giovane Reiter incappucciato e vestito di nero mentre entra in azione con la sua bomboletta spray. E così per Taco potrebbero essere guai. Il comune ha chiesto la collaborazione della cittadinanza per identificarlo. Asiago, edizione da Guinness per la grande erogazione. Quest'anno si è superato ogni record di affluenza, complice anche la concessione da parte della Penitenzieria Apostolica dell'Indulgenza Plenaria in occasione dell'anno giubilare della Misericordia. In pratica, per un giorno il portone del Duomo San Matteo è divenuto una porta santa. Un richiamo che ha portato i pellegrini a quota 2.200 alla partenza alle 6 da Piazzale del Duomo e oltre a 4.000 alla messa in località Lazzaretto. La grande erogazione è un rito che si ripete fin dal 1638. Castelfranco. Ha aggredito una donna e le ha rubato la borsetta. Protagonista un 49enne a Villarazzo il 9 marzo scorso. Un giostraio residente a Pederoba, ma domiciliato a San Martino di Lupari, aveva puntato un'auto in sosta in un parcheggio. Non si è accorto che dietro c'era la madre della proprietaria che ha opposto resistenza. Alla fine, vista la violenza dell'uomo, ha lasciato il malloppo. A distanza di 2 mesi, i carabinieri di Castelfranco sono riusciti a identificare il presunto responsabile. L'hanno arrestato per rapina e lesioni personali aggravate.